Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal campo Francesco Sanna di Nuoro, quarta giornata della Serie 1 di softball. Banco di Sardegna ancora a caccia della prima vittoria interna, ci proverà quest'oggi contro il Caronno, secondo in classifica. Vado a presentare questa partita in compagnia del numero 1 della FIBS Sardegna, Franco Marongiu, che intanto ringrazio per essere qui accanto a me per presentare questa partita. Innanzitutto partiamo dai temi di questo pomeriggio. Banco di Sardegna che quest'oggi si presenta a informazioni più complete rispetto a quanto non è stato nella doppia sconfitta per Manifesta contro Parma, e speriamo che quest'oggi possa cambiare anche il risultato. Sì, è la stessa riflessione che viene da responsabile sì del settore di questo sport nella Sardegna, ma anche da tifoso, perché è inevitabile. Nuoro è il vertice di questa passione di questo sport in Sardegna da tanti anni, e quindi quest'anno, per diverse peripezie legate alla disponibilità delle atlete di scuola non italiana, ha dovuto attendere il loro arrivo. Oggi sono arrivate praticamente tutte, manca solo forse la lanciatrice americana, però Nuoro potrà dire la sua davvero in campo, anche contro la prima in classifica potrebbe, ecco, perché sulla carta il biglietto da visita che portano le ragazze degli acquisti fatti dalla compagine nuorese sono importanti. Parliamo un pochino di questa società, direi un piccolo miracolo sportivo all'interno del panorama sardo, che sta creando sinergie importanti anche con realtà che sono un po' distanti sulla carta geografica. Penso ad Alghero, penso a Cagliari, Iglesias, diciamo che è il punto di riferimento, un po' il faro del movimento isolano. Sì, ma è una regola non scritta, laddove il calcio tentenna gli sport minori emergono, e ci vuole poi molta pazienza e molta buona volontà da parte dei dirigenti che per tradizione hanno calcato questi campi e quindi tengono ancora duro nonostante tutto, perché come poi si è potuto notare a Cagliari il problema è al giorno d'oggi ancora purtroppo da risolvere. Cagliari non esprime ancora una sede vera e propria, sebbene abbia una squadra nella categoria cadetta del baseball. Il tema degli impianti è abbastanza caro al mondo del baseball e del softball, direi un punto dolente, anzi le trasferte sono un altro punto dolente, se ne è parlato tanto nel corso degli anni. Possiamo però fare un quadro generale sullo stato di salute del movimento, partendo magari dalla base, dai settori giovanili, per poi arrivare alle prime squadre? Il settore giovanile è abbastanza importante, partendo dal nuorese, dove Orgosolo e Nuoro la fanno da padroni. Si registra su Sassari una buona situazione, soprattutto il nuovo sodalizio Tigri Catalana in Alghero vede un gemellaggio molto importante, storico direi, che contribuisce a dare vita. Il buon lavoro delle dirigenze delle due società algheresi ha fatto sì che man mano, con molta fatica, ma riescono a esprimere ormai su tutte le categorie giovanili. Quest'anno Catalana Alghero è presente anche con la Serie B di softball, dopo una assenza quasi di 10 anni, se non di più, con Cagliari che fa altrettanto il suo ruolo, lo svolge degnamente, con l'unica pecca di dover andare a giocare sul campo di Iglesias, un campo che è ben utilizzato dal settore giovanile, perché su Iglesias ci sono 3 squadre, di cui 2 softball baseball e una di baseball soltanto, quella storica dell'Iglesias Baseball. Domus Novas quest'anno ha avuto qualche difficoltà con la squadra seniores, però prosegue il suo vivaio giovanile, e così dicasi di Sassari e Olbia, tornando su al nord, che storicamente stanno continuando ad essere forse le squadre e le società più importanti della Sardegna. Continuiamo la nostra chiacchierata mentre le squadre stanno effettuando il riscaldamento. Abbiamo parlato diffusamente di giovani, facciamo un piccolo focus anche a questo proposito. I nomi caldi sono quelli di Angioi a Cagliari, qui a Nuoro ci sono degli bellissimi esempi, penso a Pirisinu, penso a Zida, ma ce ne sono anche altre. C'è qualche talento che sta emergendo nel panorama sardo?
Non più di 3 giorni fa l'Italia Team, per quanto riguarda la categoria più giovane del baseball italiano, ha visto il suo tecnico a visionare i ragazzi della Sardegna. Erano presenti una decina di ragazzi già preselezionati dai sodalizi di provenienza, e già un ragazzo è stato confermato perché già nazionale della categoria Under 13, un ragazzo della Tigri Alghero. Tutti gli altri prendono esempio da questa possibilità. Abbiamo la possibilità il 13 di giugno di avere nella categoria Under 16 di softball il manager della nazionale, che verrà qui proprio su questo campo a Nuoro a visionare le ragazze di quella categoria. Insomma, non mancano anche gli spunti per il futuro. Facciamo un po' anche il quadro della situazione per quanto riguarda i prossimi eventi targati FIBS Sardegna. FIBS Sardegna prosegue i suoi campionati, ha circa 1000 ragazzi che giocano in campo nelle categorie giovanili. Ci saranno circa 120 gare da disputare nel complesso. Quest'anno in più abbiamo una cosa che nelle altre realtà pareva scontata, qui veramente era carente, ovvero gli arbitri. Quindi anche questo è uno stimolo in più per il movimento, e quest'anno riusciremo finalmente, anche col contributo della federazione nazionale, ad avere 2 rappresentative, sia una di softball che di baseball, nella regione Friuli Venezia Giulia per il torneo delle regioni, dove rappresenteranno appunto la Sardegna in un torneo nazionale. Grazie mille allora al presidente Marongiu. Noi ci prendiamo una piccola pausa qui dal campo Francesco Sanna, poi torniamo ovviamente in diretta, pronti a raccontarvi la prima delle 2 partite. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Dalla cinquantennale esperienza di commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa.
Nella storica sede di via San Sperati a Decimo Mannu, da oggi puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica con una vasta selezione di articoli di qualità, tutti rigorosamente made in Italy. Beretta, DAB, Rinnai, Vaillant sono solo alcuni dei marchi di indiscussa affidabilità presenti nel nostro punto vendita, dove un personale specializzato vi aiuterà a trovare le soluzioni impiantistiche più idonee alle vostre esigenze. Sistema tintometrico e nuovo servizio di noleggio elettroutensili. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa.
Ancora un impegno sul diamante amico del campo Francesco Sanna per il Banco di Sardegna Nuoro, che questo pomeriggio riceve la visita della vice capolista Caronno. Il doppio KO accusato nell'ultimo turno contro l'Old Parma ha fatto scivolare la squadra del manager Caballero Torres all'ultimo posto in classifica. Urge dunque una reazione, anche se l'avversario non è certamente dei più comodi. Caronno ha infatti fin qui conquistato 4 vittorie e 2 sole sconfitte, peraltro contro la capolista Bollate. È stata l'unica squadra fino a questo momento appunto a reggere il passo della grande corazzata di questo girone. A far ben sperare però la formazione barbaricina e la situazione di emergenza sotto il profilo delle assenze, che ora sembra essere parzialmente rientrata. Manca ancora all'appello Janine Petmeki, che arriverà qui a Nuoro mercoledì, almeno queste sono le previsioni. Infatti è terminata proprio nei giorni scorsi la sua avventura nei playoff NCAA con l'Università di Nevada Las Vegas. Sono presenti Blaova e Alakukova, giocatrici di nazionalità ceche, recentemente impegnate anche con la rappresentativa nazionale, rispettivamente pitcher e catcher, rientrate dunque a disposizione. Non c'è invece l'altra giocatrice ceca della squadra, ovvero Mala, lanciatrice già protagonista del match contro Saronno. Dovrà cercare di fare a meno di lei dunque il Banco di Sardegna costretto a rinunciare anche alla giovanissima Mastino. Alla vigilia ha parlato il capitano nuorese Mayra Liori, ha detto: le assenze ci hanno notevolmente penalizzato in questo avvio di stagione, per noi era davvero difficile fare di meglio, l'impegno però non è mai mancato e contro Caronno per fare bella figura sarà importante cercare il contatto senza aggressività in battuta, del resto è impossibile fare entrare punti a casa base. Il cammino del Banco di Sardegna è noto ormai, ne abbiamo parlato anche nel corso della copertina di presentazione. Doppia sconfitta per Manifesta all'esordio contro Collecchio, e doppia sconfitta anche contro Parma la scorsa settimana, sempre per Manifesta, sempre prima del limite. Esordio in pedana di lancio per Martina Blaova. Andiamo allora anche il quadro del line-up del Banco di Sardegna: pitcher Blaova, catcher Alakukova, prima base Aiuso, in seconda Mele, in terza Moncio Varela, interbase Gatlin, esterno sinistro Gnani, esterno centro Liori, esterno destro Zidda, la designata è Pecci. Nel box di battuta per Caronno si porta per prima Alicart. Secondo strike intanto di Blaova su Alicart, un ball, 2 strike, questo il conto su Yurubi Alicart. La prima nell'ordine di battute, il lead off di Caronno. Attenzione a questo contatto molto profondo e arriva la valida per Alicart, che si ferma in seconda base, preferisce non andare a cercare la terza con qualche rammarico, diciamo. Comunque un bel doppio per Yurubi Alicart, che si presenta così in questa partita valida. Diamo uno sguardo anche alle statistiche della seconda giocatrice nell'ordine di battuta di Caronno. Stiamo parlando di Oddonini, che gioca subito il bunt, permettendo ad Alicart di arrivare salva in terza. Avanza, dunque arriva in posizione punto Alicart. Ed è salva in prima, chiedo scusa, Oddonini. Che in precedenza ha trovato la quarta valida del suo campionato. Qui gira in foul, cerca subito comunque il contatto, molto aggressiva con il numero 94 Floyd, Michelle Floyd. Due home run fin qui in campionato nelle 6 partite disputate.
due basi occupate qui. La palla è in foul per Michelle Floyd. Che nel corso di questa stagione ha ottenuto 4 punti, 5 valide, come detto 2 home run, 5 RBI, queste le sue statistiche. Zero ball, 2 strike il conto su Floyd. Due basi occupate per Caronno, la prima e la terza. Blaova in pedana di lancio, arriva anche qui la valida ed è salva in prima base. Floyd, basi piene, dunque situazione subito di pressione su Blaova. Caronno che ha iniziato bene questa partita, doppio di Alicart, valide per Oddonini. E Floyd. E ora basi piene. Ike, ed è il secondo su Giulia Bertani. Ricordiamo un solo out e basi piene. Blaova in pedana, ancora l'eliminazione al volo, ma non riesce a scongiurare. Arrivo a casa base del primo punto di questa partita, il Banco di Sardegna. È arrivata a salva Elisa Oddonini. Dunque cambia il punteggio. Altra valida concessa in precedenza, intanto c'è un avvicendamento nello schieramento di Caronno. Mentre ora si porta nel box di battuta un altro cliente abbastanza scomodo, si tratta di Rossini. È sempre situazione basi occupate, 2 in questo caso, altra valida, eliminata comodamente in prima. Rossini termina qui la parte alta del primo inning, questo terzo out. Parlavamo intanto del percorso poco fa di queste due formazioni. Dicevamo per il Banco di Sardegna doppia sconfitta per Manifesto all'esordio contro Collecchio, 18-1 al terzo inning in gara 1, 22-5 al quinto inning invece in gara 2. Parziale riscatto a Saronno, la settimana successiva sconfitta per 3-1 in gara 1, con a fare la differenza un home run propiziato soprattutto dalla bravura della battitrice, non da un errore del lanciatore. Quindi vittoria per 1-0 in gara 2 con il punto portato a casa base da Gatlin e ottima prova in pedana di lancio di Mala lo scorso sabato, sempre qui al campo Francesco Sanna. Altra doppia sconfitta per Manifesta al cospetto dell'Old Parma, che arrivava a Nuoro in quel caso da ultima della classe. 15-1 al quinto inning e poi 9-1 al sesto, impossibile però fare di meglio a causa delle assenze. Nuoro e Caronno si sono peraltro già affrontati a pochi giorni dall'inizio del campionato in Coppa Italia. Era per l'esattezza il 14 aprile a Caronno. Nella formazione quest'oggi in casacca rossa vinse entrambi i confronti, 3-0 in gara 1, 7-1 in gara 2. Prima partita avara di battute valide, al contrario di quanto insomma è stato questo primissimo inning da parte di Caronno. Inizialmente partita dominata dalle lanciatrici Michelle Floyd e Blaova da una parte e dall'altra. Quest'oggi Blaova non ha iniziato bene come in quella occasione, difesa nuorese abbastanza attenta. Poi l'inning decisivo
fu il sesto in quel caso, con 3 punti portati a casa base da Caronno. Prima Elisa Oddonini con una valida, quindi seguirono un sacrificio di Francesca Rossini, una base intenzionale a Floyd e una eliminazione in diamante di Susanna Todeschini per spingere a casa il primo punto. Poi una base ball a Giulia Bertani, ben 2 errori difensivi di Nuoro su una battuta in diamante di Beatrice Salvioni a completare l'opera per il 3-0 finale. Poi divario che si è ampliato pian piano in gara 2, quando a salire in pedana di lancio per il Banco di Sardegna è stata Cristina Mala. Dall'altra parte invece si erano comportate meglio, insomma, le più esperte Silvia Durot, Bianca Messina e Giulia Bollini. Per Mala battesimo di fuoco con Yurubi Alicart, subito un doppio più un lancio pazzo e volata di sacrificio di Floyd per l'1-0, e anche oggi si è presentata con un doppio, va detto, Yurubi Alicart. Punteggio finale di gara 2, Coppa Italia, ricordiamo 7-1 per Caronno. Intanto è iniziata la parte bassa del primo inning con Michelle Floyd in pedana per Caronno. Il lead off del Banco di Sardegna è Mele. Giulia. 1-0, ricordiamo. Punteggio per Caronno, con Oddonini che ha portato a casa base finora l'unico punto di questa partita. È già terminata strikeout intanto Giulia Mele, è la prima eliminata nelle fila del Banco di Sardegna. Questa parte bassa del primo inning. Ora nel box è la volta di Ayuso Beglio, assente anche lei la scorsa settimana contro la Taurus Donati Gome Parma. Quest'oggi rientrante, vedremo come si comporterà. Prima palla troppo esterna e un ball. Indicazioni del manager di Caronno. Più avanti nel corso della nostra telecronaca ci sarà modo anche di parlare delle novità di questa stagione per la formazione lombarda. Secondo ball intanto su Ayuso Beglio, una delle 2 giocatrici iberiche del Banco di Sardegna, l'altra è Raquel Moncho Varela. Terzo ball, 3 ball 0 strike, un out. E arriva il primo strike. Su Elena Ayuso Beglio. Una valida soltanto nella sua stagione. Qui questo lancio viene chiamato strike con perplessità da parte di Ayuso Beglio, che già si stava preparando per prendere la base ball, conto pieno sul piatto di casa base. Giro di mazza a vuoto per Ayuso Beglio, allora arriva il K anche per lei, secondo out. E ora ci proverà Raquel Moncho Varela. Che cerca il contatto, anzi chiedo scusa, si tratta di Ala Kukova, che quest'oggi esordisce sul diamante del campo Francesco Sanna. 2 partite giocate, le 2 contro Saronno. Sei turni in battuta finora nella sua stagione, nessuna valida. Dunque vediamo se riesce a sbloccarsi. Russi Ala Kukova. 1-0, vedete anche nella nostra grafica il punteggio in favore di Caronno. Parte bassa del primo inning. Oddonini è arrivata a casa base in precedenza col punto dell'1-0 dopo una pioggia di valide
su Martina Blachova, lanciatrice partente quest'oggi per il Banco di Sardegna. 2 ball, 1 strike, intanto il conto su Ala Kukova. Strike. Allora, conto in parità, ricordiamo anche i nomi degli arbitri designati a dirigere questo incontro. L'arbitro capo è Angelo Nearco, l'arbitro di prima base è Gianluca Magnani, il classificatore è Antonello Serra. Attenzione, questo giro di mazza da parte di Ala Kukova, eliminata. Allora termina anche la parte bassa del primo inning. Caronno senza problemi conserva il vantaggio 1-0 sul Banco di Sardegna Nuoro. Per noi una brevissima pausa pubblicitaria, poi ancora in diretta per raccontarvi questa sfida valida per la 4ª giornata della Serie 1 di softball. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Parte alta del secondo inning, arriva subito il primo out, assistenza comoda in prima base, fuori causa qui con il numero 28 Susanna Todeschini. E lei il primo out, dicevamo, di questa parte alta del secondo inning. Qui il Banco di Sardegna cercherà ovviamente più avanti nel proprio turno di attacco di rimontare contro Caronno, che però mette a segno subito un'altra valida ed è un singolo per la giocatrice in casacca numero 8. Si tratta di Beatrice Salvioni. Bello swing, abbastanza profondo, salva in prima. Dunque Salvioni, altra valida intanto concessa allora da Martina Blachova, che sta ancora cercando di trovare la giusta quadra, la giusta misura in pedana di lancio, ma i veri progressi si vedranno verosimilmente a partire dalla prossima partita, quando è attesa Nuoro Janine Petmeki. Poi chissà che non possono arrivare anche le altre novità. Intanto mostra il bunt, finisce out, la compagna non era partita, allora c'è il secondo out per Caronno. La giocata non è riuscita al meglio, è arrivata in seconda base, o meglio non ci ha nemmeno provato la giocatrice di Caronno, Salvioni. La palla
troppo facile in precedenza per la difesa, dunque saggiamente ha deciso di restare in prima. Ci sono però già 2 out, diciamo, per Caronno. Secondo ball qui su Alicart, tornata nel box di battuta dopo il doppio con cui si è presentata in questa partita. Vediamo come prosegue. Palla girata in foul da Yurubi Alicart. (12 turni in battuta, 9 punti, 6 valide, un doppio, un triplo, 2 home run, 6 RBI, totale di 15 basi conquistate da Yurubi Alicart. 3 ball, 1 strike il conto sulla giocatrice in casacca numero 1 di Caronno, che ottiene la base ball. Salvioni ovviamente si sposta in seconda. Stavolta è il turno invece di Elisa Oddonini, che nel corso del primo inning ha fatto registrare il primo punto, fin qui unico, di Caronno. Due basi occupate per la squadra ospite. Oddonini nel box, il primo lancio di Blaova è uno strike, secondo viene chiamato ball, conto in parità, mentre si prepara nella zona del riscaldamento Michelle Floyd. Sarà lei la prossima a portarsi nel box. Salvioni abbastanza aggressiva in seconda base, dà quasi la sensazione di voler rubare la terza. E arriva il terzo out, finisce strike out Oddonini. Senza fortuna questo turno d'attacco per Caronno, che rimane dunque solo 1-0, non riesce a lanciarsi in fuga. Stavolta ha migliorato, diciamo, la propria performance Martina Blachova rispetto a un primo inning abbastanza difficoltoso. E ora, come dicevamo, il Banco di Sardegna è chiamato alla reazione per cercare di rimettere le cose in parità, e vedremo se avranno seguito anche le parole del capitano Mayra Liori alla vigilia della partita. Ha detto: bisogna cercare con più insistenza, con maggiore aggressività il contatto, solamente producendo valide è possibile portare dei punti a casa base. Il Banco di Sardegna che cerca ancora la prima vittoria sul proprio diamante. Queste prime partite sono state però abbastanza interlocutorie. Non sono mancati comunque segnali positivi, in alcuni casi anche da parte delle giovanissime, prestazioni interessanti già da Zidda, quelle stesse giocatrici ceche, quando impiegate, proprio nella minoranza dei casi, hanno comunque dato qualche segnale interessante. Diritto ovviamente a qualche lancio di riscaldamento, ancora Michelle Floyd, pedana di lancio per Caronno. Andiamo a vedere anche un po' qual è stato il cammino della squadra lombarda fino a questo momento. Abbiamo detto secondo posto, doppia sconfitta contro Bollate all'esordio, 3-1 e 2-0 nelle due partite, per il resto solo vittorie. Prima del limite contro Parma, 7-0 al quinto in gara 1, 11-1 al quarto in gara 2, poi la scorsa settimana 0-4 e 3-7 contro un Collecchio che invece nella prima giornata, quella inaugurale della Serie 1, aveva maramaldeggiato qui al campo Francesco Sanna. Scorso anno secondo posto in regular season, playoff
non sono invece stati premiati dai risultati, ma sono stati comunque utili alla maturazione di una squadra che è ripartita dai confermati allenatori Argenis Blanco, il manager, e Paola Sarassi, coach. Avranno il compito questa stagione di lavorare soprattutto sulla battuta per far ottenere alla squadra il definitivo salto di qualità. Rea in questa stagione ha dovuto rinunciare all'apporto della portoricana Carla Claudio, giocatrice di livello assoluto. Una conferma quella di Yurubi Alicart, già lo scorso anno autrice di un'ottima stagione. Intanto è salva in prima Carlotta Agnani, si presenta con una valida. Va a occupare la prima base Gnani, dicevamo di Caronno. Tra le novità di questa stagione la lanciatrice californiana Michelle Floyd, arriva dall'Università di Arizona Tucson, una delle migliori squadre a livello collegiale, dove giocava per le Wildcats nel campionato universitario. Due novità sono arrivate invece da Legnano per aggiungere esperienza, neanche talento. L'esperta lanciatrice Silvia Durot, che aveva già giocato a Caronno a metà degli anni 2000, poi anche il battitore prima base Francesca Rossini. Intanto eliminata in seconda Gnani ed eliminata anche Mayra Liori, che aveva cercato il contatto in questo caso. Doppia eliminazione, ma funziona a dovere la difesa di Caronno. Ora è Raquel Moncho Varela nel box per il Banco di Sardegna. Un ball, uno strike. In precedenza, chiedo scusa, non si trattava di Gnani bensì di Gatlin. Comunque era stata la giocatrice statunitense a realizzare la prima valida nel Banco di Sardegna in questa parte bassa del secondo inning. Un singolo, tanto 3 ball 1 strike il conto su Raquel Moncho Varela. Base ball, anzi strike, chiamata che scontenta il pubblico campo Francesco Sanna. Dunque conto pieno, 3 ball 2 strike. Moncho, l'avete visto, stava già raggiungendo la prima. Che qui cerca il contatto, la palla termina in foul, dunque conto invariato. Ancora Moncho Varela nel box. (13 turni in battuta in questa stagione). Arriva strikeout, terzo out. Dunque termina anche il secondo inning con Caronno sempre in vantaggio sul Banco di Sardegna per 1-0. Dalla cinquantennale esperienza di commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperati a Decimo Manno, da oggi puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica con una vasta selezione di articoli di qualità, tutti rigorosamente made in Italy. Beretta, DAB, Rinnai, Vaillant sono solo alcuni dei marchi di indiscussa affidabilità presenti nel nostro punto vendita, dove un personale specializzato vi aiuterà a trovare le soluzioni impiantistiche più idonee alle vostre esigenze. Sistema tintometrico e nuovo servizio di noleggio elettroutensili.
Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Inizia la parte alta del terzo inning qui al campo Francesco Sanna. Michelle Floyd nel box, Martina Blachova in pedana di lancio, il catcher è Lucy Alakukova. Assistenza in prima base, ma Ayuso riesce a completare la ricezione, allora è salva Michelle Floyd, singolo per lei e dunque già una base occupata per Caronno, con Floyd che va a scambiare qualche parola con sua coach, mentre c'è qualche aggiustamento per il manager che verosimilmente andrà a sostituire la giocatrice che ha appena raggiunto la prima base, andandola sostituire con una giocatrice maggiormente veloce, portata a correre con più aggressività tra le basi. Infatti si tratta della giocatrice in casacca numero 39. Valeria Petrosino, dunque lei in prima. Eliminata in prima per Caronno con la casacca 87 Giulia Bertani, e salva invece in seconda Petrosino. Non ha cercato qui il doppio gioco il Banco di Sardegna, non c'era effettivamente il tanto, forse un out. Sempre 1-0 il punteggio per la compagine ospite qui al campo Francesco Sanna. Ancora un appuntamento con il grande softball sugli schermi di Directa Sport. Qui gira in foul Giulia Fiorentini con la casacca numero 20. Zero ball, 2 strike il conto. Fiorentini, sdolancio di Blachova, tocca a terra, in controllo Mele, seconda base del Banco di Sardegna su Petrosino, potrebbe cercare di rubare la terza. Due ball, 2 strike, facendo l'arbitro capo, questo è il conto su Giulia Fiorentini. E ora 3 ball, 2 strike, arriviamo al conto pieno, una base occupata per Caronno e la seconda con Petrosino. Si prepara Rossini, intanto sarà la prossima a presentarsi nel box. Un out per Caronno, giro di mazza per
Fiorentini arriva l'eliminazione al volo che vale il secondo out di questa parte alta del terzo inning. Fuori causa Fiorentini, ora arriva Rossini. Tre valide, un punto in questa stagione, 2 RBI, 3 basi, parte alta del terzo inning. Ancora Caronno a secco in questo turno d'attacco. Migliora la prestazione di Blachova e migliore in generale la prestazione della difesa del Banco di Sardegna. Serve qualcosa in più dall'attacco, anche se Michel Floyd fino a questo momento ha concesso veramente poco. In pedana prestazione molto buona finora in controllo. La lanciatrice con la casacca numero 94 della Ravendors Caronno. Illustravamo in precedenza le novità della stagione proprio della squadra lombarda. Dalle giovanili sono arrivate 3 interessanti promesse come Iris D'Abraio, Valentina Migrone, Sara Nannetti. Giulia Fiorentini ha disputato parte della stagione al college in Florida ed è da poco a disposizione del manager di Caronno. Ormai in realtà affermata nel panorama nazionale. Daremo anche qualche cenno storico su questa formazione, ma le squadre sono già pronte sul diamante del campo Francesco Sanna, sempre Michel Floyd in pedana e Carlo Tagnani nel box di battuta invece per il Banco di Sardegna. Un ball, uno strike. E secondo strike su Carlo Tagnani. Qui attenta la catcher di Caronno nel trattenere questo lancio abbastanza alto. 2 ball, 2 strike su Gnani. Cerca il giro di mazza, qui con aggressività finisce strike out, torna nel dugout, lascia spazio nel box a Giada Zidda, prima eliminazione questa parte bassa del terzo inning per il Banco di Sardegna. Quarta giornata, ricordiamo, della Serie A1 di softball, con le nuoresi a caccia della prima vittoria interna. Cerca di dar seguito invece alle 4 vittorie consecutive fin qui ottenute Caronno che ha perso solamente all'esordio contro Bollate, autentica corazzata del girone, poi soltanto vittorie, anche peraltro convincenti sia nelle proporzioni che in termini di prestazione. Non trova l'impatto qui Giada Zidda, non trova il contatto, allora secondo strike su una delle giovani più talentuose nel roster del manager Vladimir Caballero Torres. Gira in foul, ha cercato ancora il contatto Giada Zidda, conto che resta invariato, sempre 0 ball 2 strike. Caronno continua a condurre per 1-0 con il punto trovato nel primo inning, valida di Bertani che ha garantito l'arrivo a casa base di Oddonini. Finisce strike out, Zidda, seconda eliminata.
Ora spazio per Arianna Pecci nel box. Non abbiamo elencato, ce ne scusiamo, il line-up di Caronno per questa partita. Floyd pitcher, Bertani catcher, Fiorentini prima base, Salvioni seconda, Caldon in terza, Alicart l'interbase, esterno sinistro Marocchino, esterno centro Oddonini, esterno destro Todeschini, la designata è Rossini. Dicevamo Pecci nel box, un ball e uno strike. Guarda in lontananza verso il manager Caballero Torres, attende istruzioni Arianna Pecci, una delle novità la stagione 2018 del Banco di Sardegna. Secondo strike, ma l'indicazione è chiara, quella di cercare con la maggiore insistenza possibile il contatto. Basi vuote, come potete vedere anche nel Banco di Sardegna. Strike out Pecci, terza eliminata, finisce anche il terzo inning qui al campo Francesco Sanna di Nuoro, con Caronno che continua a difendere il vantaggio di un punto conquistato fin qui. Noi ci lasciamo per qualche istante, ancora un po' di pubblicità, poi nuovamente in diretta per il prosieguo di questa partita. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Parte alta del quarto inning qui al campo Francesco Sanna. Turno d'attacco di Caronno. Qui la pallina girata in zona di foul. Parte di Salvioni, Beatrice Salvioni. Due ball, uno strike il conto su Salvioni. Ora 3 ball, 1 strike dopo questo lancio che tocca a terra per Martina Blachova. Abbiamo detto primo inning difficile, poi le cose sono andate via via meglio e proprio nel primo inning è arrivato il punto che sta permettendo a Caronno di condurre nel punteggio. Qui l'assistenza di Moncio Varela in prima per Ayuso Bello senza alcun tipo di problema. Arriva il primo out. Giulia Marocchino, attenzione a questo giro di mazze, eliminazione al volo senza problemi per l'esterno sinistro del Banco di Sardegna, Carlotta Agnani, attenta, secondo out e ancora buone risposte dalla
difesa della squadra barbaricina. Attenzione però ancora a Yurubi Alicart. Qui una palla molto profonda di Alicart, qualche titubanza da parte della difesa nuorese che avevamo appena terminato di elogiare. Qui arriva Salva in seconda, dunque ancora un doppio, il secondo in questa partita per Yurubi Alicart. Avrebbe potuto magari osare qualcosa in più. Qui trova il contatto ancora Caronno e cerca di arrivare a casa base, lo fa. Yurubi Alicart, secondo punto di Caronno. Salva in prima Elisa Oddonini, autrice della valida, che ha permesso allora alla compagna di squadra di arrivare a casa base con il secondo punto della partita. 2-0. Attenzione a Michelle Floyd, 2 out per Caronno. Un corridore in base, si tratta di Oddonini, ancora con un singolo molto prezioso in precedenza, ha permesso ad Alicart di allungare sul Banco di Sardegna. 2-0, perché il contatto anche Michelle Floyd, la palla però in foul. Un ball, uno strike. Anche qui Floyd riesce a produrre una valida con Oddonini che salva a casa base senza problemi. Un doppio per Floyd, cambia ancora il punteggio qui al campo Francesco Sanna. 3-0 Caronno, doppio, stavolta firma Michelle Floyd. Oddonini è arrivata a casa base. Si complicano allora le cose in casa Banco di Sardegna. Giulia Bertani nel box con 2 out. Blahova cerca di far calare il sipario su questo quarto inning. Si è messo improvvisamente in salita, arriva ora il terzo out, eliminata Bertani. Assistenza comoda per Ayuso in prima base. Allora allungato a Ravendors Caronno. 3-0 sul Banco di Sardegna, decisivi 2 doppi, prima per Alicart, poi per Floyd. Oddonini prima, poi la stessa Alicart, sono arrivate salve a casa base. 3-0 il punteggio, dunque la squadra nuorese che è andata a sprazzi, dei miglioramenti netti, evidenti si sono visti. È mancato qualcosa però nei turni d'attacco. Ci si aveva detto che pure qui i tentativi non sono mancati. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi.
Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Cercherà di arrivarci anche in questa annata. Intanto primo strike per Floyd Sumele, che è nel box per il Banco di Sardegna, parte bassa del quarto inning. Caronno allungato ora sul 3-0 il bunt di Mele, cerca di raggiungere la prima base, non riesce però ad arrivare salva sul sacchetto di prima. Giocatrice arriva alla Kukova, gira in foul. Sono già arrivati 2 out per il Banco di Sardegna. Questa parte bassa del quarto inning. Continua dunque a tenere molto bene in pedana di lancio Michelle Floyd. Vediamo se alla Kukova, anche lei all'esordio davanti al pubblico amico del Diamante Francesco Sanna. Diciamo, vediamo se riesce a trovare un contatto che permette in qualche modo alla sua squadra di guadagnare nuovo entusiasmo, nuova fiducia all'interno di questa partita che si sta mettendo sempre più in salita. Riesce però con il secondo strike a carico Lucy alla Kukova. Un ball, 2 strike. Qui riesce a trovare il contatto, viene però eliminata in prima. Assistenza ancora una volta puntuale, ben eseguita. Allora terzo out, finisce anche il quarto inning e al campo Francesco Sanna. Ripetiamo, Caronno allungato, in precedenza decisivi 2 doppi, prima Yurubi Alicart, poi Michelle Floyd tra le protagoniste, O'Donini e la stessa Alicart arrivate a casa base. 3 punti di vantaggio ora per la squadra ospite. Per noi ancora una pausa pubblicitaria, poi nuovamente in diretta.
Siamo tornati sul diamante del campo Francesco Sanna di Nuoro, parte alta del quinto inning, turno di attacco della Ravendors Caronno. Nel box con il numero 20 Giulia Fiorentini. Un ball, uno strike, il conto sulla giocatrice di Caronno, che trova ancora l'impatto e arriva in prima base, salva un singolo allora ancora per Giulia Fiorentini, anche lei positiva all'interno di questa partita. Ora Rossini in precedenza il Banco di Sardegna le ha concesso una base intenzionale. Per un attimo ha mostrato il bunt, Rossini, strike. Secondo strike su Rossini. Indicazione chiara da parte del manager. Cerca di far avanzare il corridore in base, ricordiamo Fiorentini in prima. E trova il contatto Rossini, eliminata al volo, ancora brava Rottagnani con la presa esterno sinistro del Banco di Sardegna. Ovviamente non può scongiurare l'arrivo in seconda da parte di Fiorentini, che avanza. Primo out per Caronno in questa parte alta del quinto inning, ancora un singolo, stavolta per Susanna Todeschini, ed è in terza ovviamente Fiorentini. Un corridore in posizione punto per Caronno, che cerca di allungare ancora qui sul diamante nuorese. Tempo qui riceve la visita del manager in pedana di lancio Martina Blachova. Vladimir Caballero Torres cerca le contromisure per impedire che Caronno possa volar via in maniera definitiva nel punteggio di questo primo confronto. Noi allora approfittiamo di questa pausa per raccontarvi un po' quello che è il ricchissimo palinsesto anche questo weekend in Diretta Sport, la TV dello sport sardo. Già il nostro sabato pomeriggio insomma è abbastanza ricco, non solo questo doppio appuntamento con il softball dal campo Francesco Sanna, ma anche doppio appuntamento per quanto riguarda il calcio giovanile, finali regionali categoria giovanissimi allievi. Per la categoria giovanissimi sfida tra Latte Dolce e Simba. Per la categoria allievi invece ancora il Latte Dolce affronta la Sigma Cagliari. Questi gli appuntamenti del nostro sabato, che però continuerà anche in serata a partire dalle ore 20 circa. Gli appassionati della box in particolare potranno seguire in diretta da Elmas la 12ª edizione del Memorial Locci Monduzzi, organizzato dalla Elmas Box del maestro Stefano Argiolas. E poi appuntamento importante per quanto riguarda il calcio nella giornata di domani, Arbus Selargius, potrebbe essere la partita del ritorno dell'Arbus in eccellenza dopo ben 14 anni.
non solo, anche l'altro campo importantissimo del campionato di promozione, quello di San Sperate, collegato non in diretta ma in differita, San Marco a Semini 80 contro Sant'Elena. E anche ovviamente nel girone B del campionato di promozione il Bosa, che cerca la matematica certezza della qualificazione ai playoff. Dovrà cercare però di battere prima il fanalino di coda Cus Sassari. Questo è il quadro del weekend di Directa Sport, mentre Carollo nel frattempo ha trovato ancora il modo di occupare tutte le basi. Attenzione all'impatto trovato qui da Marocchino e arriva a salva a casa base. Allora Fiorentini, quarto punto che entra per Caronno. 4-0 questa parte alta del quinto inning. Un singolo in precedenza, dunque ancora basi piene, con un aggiustamento comandato da Vladimir Caballero Torres. Blachova lascia posto in pedana di lancio ad Anna Pirisinu. Zero vittorie, 2 sconfitte, 18.6 di media aerea, che ricordiamo è la proiezione sui 7 inning dei punti concessi da un lanciatore. Queste le cifre di Anna Pirisinu, chiamata ancora a destreggiarsi allora in pedana di lancio. Ovviamente ha diritto a qualche lancio di riscaldamento prima della ripresa del gioco, con le cose che si sono messe ancora peggio per il Banco di Sardegna. Siamo nella parte alta del quinto inning, sotto di 4 punti la squadra del manager Vladimir Caballero Torres, che dunque ha provveduto a questa sostituzione in pedana di lancio. Caronno a questo punto può controllare e, se possibile, magari cercare anche di chiudere la partita prima del limite. Tre giocatrici in base, ricordiamo che se ci sono più di 7 punti di distanza tra le due formazioni al termine del quinto inning, la partita può terminare in anticipo. Un solo out peraltro per Caronno, ancora un giro di mazza davvero molto profondo. Arriva a casa base un'altra giocatrice, anzi 3 punti che entrano ora per Caronno. 7-0, anzi chiedo scusa, 8-0. Quinto inning da 5 punti fino a questo momento per Caronno.
Un solo out, dunque la possibilità di allungare ancora. Non ci sono giocatrici in base dopo la giocata precedente. Base ball intanto per Caronno, ora con la giocatrice in casacca numero 5 Elisa Oddonini. Michelle Floyd. Attenzione al nuovo fuoricampo di Caronno, fuoricampo da 2 punti stavolta, non da 4 come era stato in precedenza. 10-0 e arriva festeggiata dalle compagne anche Michelle Floyd dopo il doppio, ora anche il fuoricampo. Ancora deve farsi coraggio Pirisinu. Sempre un out per Caronno. Pirisinu in pedana di lancio nel box. Qui riesce ad arrivare in prima base, ma non è salva. Diamo un'occhiata, anzi sì, è salva con la casacca numero 87. Giulia Bertani, altra valida per Caronno. Fiorentini ancora nel box. Due ball, anzi chiedo scusa, un ball e uno strike il conto su Giulia Fiorentini. Due fuoricampo in questa fase. Tanto questo lancio pazzo permette a Bertani di arrivare in seconda. Base ball per Fiorentini, che raggiunge dunque il sacchetto di prima. Sempre un solo out per Caronno. Francesca Rossini, altro cliente molto complicato ora nel box. Due ball, zero strike.
il conto su Francesca Rossini. Questo lancio è uno strike invece per Pirisinu su Rossini, 2 ball, uno strike, 10-0. 4 inning tutto sommato equilibrati. Caronno ormai ha preso il largo, intanto non c'è la presa perfetta stavolta da parte di Carlotta Agnani e cerca di arrivare a casa base, ci riesce, portando a casa l'11° punto Caronno con Giulia Bertani, singolo di Rossini che dunque paga ancora dividendi, un altro punto, 11-0 e 2 corridori in base per Caronno, sempre con un solo out. Interruzione del gioco con dei cambiamenti allora nel line-up del Banco di Sardegna, variazioni che devono essere annotate dal classificatore prima della ripresa del gioco. 11-0 Caronno. Si riparte e ancora una valida per Caronno. 12-0, arriva a casa base anche Giulia Fiorentini. Rossini in posizione punto. Crollo davvero della formazione nuorese nel corso di questo quinto inning, 8 punti in cui incassati dopo una tenuta tutto sommato positiva a inizio partita. Gira in foul Beatrice Salvioni, 2 ball e 1 strike il conto. Attenzione perché arriva anche il terzo ball, 1 strike, dunque in caso di basi ball ci sarebbero nuovamente basi piene per Caronno. Palla in foul.
Conto pieno sul piatto di Casabase. Ancora un giro di mazza in zona di foul per Beatrice Salvioni. Base ball per Salvioni, dunque tutte e tre le basi occupate, mentre nel box si è portata ora Giulia Marocchino. L'eliminazione al volo è arrivato dunque l'out, fa calare il sipario sulla parte alta del quinto inning, parte alta che è stata veramente sanguinosa per il Banco di Sardegna, sotto per 12-0, 2 fuoricampo, ancora tante valide, 9 punti incassati. Parte alta del quinto inning che è stata anche segnata dal cambio in pedana di lancio tra Vlahova e Pirisinu. Le cose insomma non sono migliorate. Caron ormai è in pieno controllo, ormai anche la possibilità della vittoria prima del limite dietro l'angolo. Ci sarà anche in questo caso una sostituzione in pedana di lancio pronto a Silvia Durot. Si tratta di una giocatrice esperta. Prima presentarsi nel box per il Banco di Sardegna sarà Brianna Gatlin, una delle poche ad aver firmato delle valide nel corso di questa partita, un singolo per lei nel corso del secondo inning. È difficile ovviamente, anzi pressoché impossibile rimettere a posto le cose. Vediamo allora come se la cava anche Silvia Durot. Questa parte bassa del quinto inning. Ancora qualche istante di attesa prima della ripresa del gioco. Si annota ovviamente il cambio. Durot che ha preso il posto di Floyd. Brianna Gatlin, dicevamo, nel box come Pat Mackey, prodotto dell'Università di Nevada, Las Vegas. Un ball, uno strike il conto sulla giocatrice statunitense. Bello swing per Brianna Gatlin, secondo singolo della sua partita. Salva in prima. Ora tocca al capitano del Banco di Sardegna, Mayra Liori.
Primo lancio un ball di Durot su Liori. Doppio gioco qui per Caronno, una delle giocate più spettacolari del softball, doppie eliminazioni in seconda in prima base, 2 out. Ottimo lavoro della difesa allora della squadra lombarda in questo caso. Ora nel box c'è Raquel Moncho Varela, incassa il primo strike. Prossimo a portarsi nel box sarà invece Carlotta Agnani. Un ball, uno strike sulla giocatrice spagnola. Qui eliminata al volo Moncho Varela, terzo out, aveva trovato un bel contatto qui la giocatrice spagnola, palla abbastanza profonda ma come detto raccolta al volo, dunque termina anche la parte bassa del quinto inning, termina anche la partita che si conclude con la vittoria di Caronno per manifesta superiorità, 12-0 il punteggio, ripetiamo decisivo proprio questo quinto inning con 2 fuoricampo, una lunga serie di valide per la squadra lombarda che conquista la quinta vittoria consecutiva in campionato. Ora 45 minuti di pausa, dopodiché le squadre torneranno sul diamante per il secondo confronto di giornata. Noi ci prendiamo una pausa, ma poi sempre su directasport.it potrete trovare la seconda gara, anche questa in diretta, dunque restate con noi. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.